Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Rete Veneta. Vi aggiorniamo anche oggi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica con il nostro Focus TG. Tanti i fronti aperti, tanti collegamenti con il territorio. Andremo a Padova per parlarvi di una mega operazione della polizia con 5 arrestati, tutti pregiudicati albanesi, e poi ancora in Valsugana per un tragico incidente stradale, perché è morta la farmacista storica del paese di Solagna. Ieri mattina l'incidente, poi la donna è morta in serata all'ospedale. E ancora torneremo su Asolo per quella sconvolgente rapina di cui vi abbiamo parlato nella giornata di ieri, e che è di fatto l'apertura anche del Gazzettino online, questa home page. Assalto in villa, fratello e sorella rapinati, banditi armati di coltelli e pistola parlavano in dialetto. Fra poco ci collegheremo con il nostro Mirko Cavallin, che si trova proprio davanti l'abitazione di via Castellana. Ma il nostro racconto in diretta parte da Vicenza. Ci troviamo sotto la Basilica Palladiana. C'è stata una spaccata ai danni di un ristorante. Per noi ci sono, lo vedo collegato, il nostro Daniele Garbin con Simone Squarcina. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo sotto il monumento nazionale, la Basilica Palladiana, qui a Vicenza, il cuore insomma della città. E proprio alle mie spalle il locale che ha anticipato, che ha subito questa spaccata, il locale Harry, salotto e cucina, con me appunto il titolare, il signor Hasan, buongiorno, e anche Nicolò Clerio, Fratelli d'Italia, sono Scursolin, rappresentante portavoce dei ristoranti in centro. Perché? Perché è un episodio che inquieta, come avevi anticipato. Ha subito una spaccata l'altra notte e purtroppo il foro e la spaccata di una vetrata molto più superiore come danni del bottino, che è stato portato via circa 300 euro dopo aver entrato la cassa. Questa mattina sono tornati, e questa è la notizia proprio data in questo momento dal signor Hasan. Com'è andata? Cioè, veramente noi siamo rimasti proprio delusi, perché tra l'altro notte, ieri sera è successa una cosa assurda, e proprio siamo centro città. Sono tornati di nuovo stasera, cioè stanotte, veramente non ho parole. Cioè, siamo stati carabinieri per fare la denuncia, sono stati polizia locale, vuol dire loro non hanno fatto nulla, se no non potevano tornare di nuovo stasera per fare questo danno. Già hanno rubato cassa, oltre che cassa hanno spaccato il vetro, quindi di nuovo sono entrati oggi, hanno portato via tutti i beni costosi che noi avevamo dentro il locale. E qua a Vicenza per fare affari, uno come noi, i ragazzi che vengono dall'altro paese, per migliorare la vita, non è possibile stare su piedi, perché noi crolliamo se dura avanti così. Bisogna fermarli, gente che fanno queste robe, e chiediamo comune o Stato più sicurezza, che riesce a dare, uno come noi vuole migliorare la vita, bisogna dare opportunità, possibilità di fare questo tipo di attività. Certo, ringraziamo il titolare. Infatti questo grido, questo appello proprio alla città, alla sicurezza, a fare qualcosa di concreto, proprio è un appello che diventa anche espressione anche della portavoce dei locali, che in vista di un'estate, e questi fenomeni non sono isolati, avete avuto anche voi sentore di una situazione, non è demagogia, è proprio concretezza. Di che cosa chiedete? Sì, noi chiediamo intanto, noi siamo tutti insieme al collega che ha subito questi danni e ci rammarica tantissimo. Credevamo che questa situazione fosse stata superata, ma a quanto pare sta tornando, ed è un problema. È un problema perché se si riparte con spaccate e furti, se la città adesso sta vivendo, che il cittadino sta tornando, il turista c'è, vuol dire che non vengono, perché appena si sente che Vicenza non è sicura, salve Dio cielo, spariscono tutti. Chiediamo che all'amministrazione comunale, alle forze dell'ordine, di darci una mano a
far sì che questi problemi non avvengano per la sicurezza nostra e anche dei commercianti, perché l'altra notte è successo anche in un negozio che hanno tentato di entrare, perciò il fenomeno è in centro adesso di nuovo e questo ci crea problemi. Ecco, proprio una situazione che diventa anche espressione non solo dei colleghi, ricordiamo Nicolò Clerio, anche ristoratore, oltre che capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, quindi si intreccia questa esigenza doppia dal suo punto di vista di dare anche voce e poi anche strutturare che cosa chiede, secondo cosa è possibile fare per fronteggiare questo fenomeno. Beh, innanzitutto da parte mia e comunque di tutto il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia va la solidarietà a questi giovani ragazzi che intraprendono, hanno il coraggio di aprire un'attività in centro storico con i tempi che corrono. Purtroppo viviamo una situazione che noi avevamo annunciato da tempo, con comunque lo scaldarsi delle temperature tornano i fenomeni di degrado e soprattutto di questa insicurezza che i cittadini e i commercianti prevedono e vedono quotidianamente. Noi come gruppo di minoranza abbiamo previsto un fondo di solidarietà economica straordinario per aiutare i commercianti vittime di spaccate e furti e l'amministrazione lo ha messo in pratica. Un bel progetto, quello che sta portando avanti anche l'Ascom con il presidente Nicola Piccolo, per fare quei corsi di prevenzione anche alle attività commerciali. Quindi quello che tutti insieme bisogna fare è dare vita al centro storico, perché sono questi ristoratori, queste attività commerciali che rendono vivo il centro e allontanano il degrado dalla nostra città. Ecco, ricordiamo che proprio insomma, a due passi mentre parlava Nicolò Clerio, lì c'è anche un'altra pasticceria a Sorarù che era stata protagonista, il titolare era stato picchiato, aggredito, quindi in caso c'è stata un'aggressione fisica non poco tempo fa, per cui effettivamente è una situazione difficile. Ovvio che non bisogna criminalizzare e drammatizzare, però bisogna avere una percezione reale del pericolo e quindi va affrontato. Lo ringrazio i miei ospiti, grazie davvero a tutti, e se non hai domande Cristian restituiamo la linea allo studio. Ti ringrazio Daniele, grazie a te e ai tuoi ospiti. Insomma, ne emerge un quadro inquietante. Avete visto questo ristorante che è finito 2 volte nel mirino dei ladri nel giro di poche notti. Chiaro che l'allerta sia elevata. Restiamo per un attimo a Vicenza prima di andare a Padova per il bilancio annuale dell'Arma vicentina. Oggi i comandi provinciali festeggiano i 212 anni dalla fondazione. Celebrazioni sono in corso un po' su tutto il territorio. Per quanto riguarda Vicenza, ci sono stati nel corso del 2025 ben 338 arresti, ma facciamo il punto. L'Arma dei Carabinieri in provincia di Vicenza procede per circa il 95% dei reati che vengono commessi e abbiamo svolto un numero enorme di servizi sul territorio, proiettando circa 77 servizi esterni al giorno, e abbiamo arrestato 338 persone e denunciato più di 5.000 persone all'autorità giudiziaria. Numeri imponenti che danno la dimensione dell'attività dell'Arma nell'ultimo anno sul territorio vicentino, in cui sono state gestite oltre 180.000 chiamate arrivate alla sala operativa. Attività capillare sul territorio a partire dai 103 servizi straordinari per prevenire i reati predatori, che hanno portato all'arresto di 133 persone e a 592 denunce per furti e reati contro il patrimonio. Per quanto riguarda la violenza di genere, 805 sono state le querele ricevute, che hanno portato all'adozione di 771 misure, molti i braccialetti elettronici applicati. I braccialetti elettronici sono stati più di 200 applicati nel corso dell'anno, e questo ha richiesto un continuo monitoraggio H24 per appunto evitare possibili degenerazioni e poter proteggere le persone offese che avevano denunciato delle condotte a loro carico. Tra i numeri spiccano quelli relativi alla delittuosità minorile, da cui risultano 326 minori denunciati in stato di libertà, 12 gli arresti. Numeri che fotografano un fenomeno in aumento anche nel Vicentino. C'è un lieve aumento, sicuramente non preoccupante, ma un lieve aumento nei numeri relativi alla delittuosità minorile, ma comunque sempre contenuti nell'ambito della statistica dell'andamento nazionale.
Una prossimità, quella dell'Arma, con i cittadini che, oltre agli incontri formativi nelle scuole orientati a diffondere il valore della legalità, si è occupata di incontri con la cittadinanza, soprattutto al fine di sensibilizzare in tema di truffe agli anziani, in cui quest'anno si sono registrate 245 querele ricevute, con 48 truffe scoperte e 61 misure adottate. Abbiamo soprattutto svolto quasi 40 incontri con gli anziani in tutto il territorio, e questa azione anche di prevenzione, di vicinanza ai nostri anziani è risultata molto efficace. Sempre i temi della pubblica sicurezza ci portano a Padova per un'operazione della Polizia di Stato che ha sgominato una banda di albanesi che trafficava in armi e droga. Da Padova c'è per noi la nostra Chiara Gaiani con il supporto tecnico di Cristian Roque Alende. Buongiorno Chiara. Cristian, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Lo dicevi, una banda di trafficanti albanesi, 5 le persone arrestate, il più giovane un 31enne che godeva della misura alternativa al carcere, già in carcere quindi per reati legati allo stupefacente, un 52enne, il più anziano, addirittura incensurato. 2,5 kg di cocaina sequestrati nel corso dell'operazione condotta dalla squadra mobile tra i mesi di febbraio e maggio, un valore sul mercato di oltre 200.000 euro, ma anche una pistola che era stata rubata a Padova nel 2019 ed era nella disponibilità di questa banda, completa ovviamente di proiettili, di caricatore e tutto. Una banda che agiva in maniera anche molto attenta, ovviamente per evitare qualsiasi intralcio da parte delle forze dell'ordine, agiva attraverso la cosiddetta tecnica del codice, ovvero il corriere della cocaina arrivava con un codice che gli era stato inviato attraverso metodi di messaggistica criptata, lo stesso codice che aveva insomma in suo possesso anche il destinatario della merce. Nonostante questo, e grazie anche a misure tecniche messe in atto dagli agenti con il coordinamento della Procura di Padova, la banda è stata individuata. I 5 albanesi in questo momento sono in carcere. Tra l'altro insomma c'è da annotare anche che uno di loro frequentava un locale di via Eugana che lo scorso 14 maggio è stato chiuso dal questore di Padova Marco Odorisio. Non l'unica operazione condotta in queste ore dalla polizia a Padova, è stato fermato anche un tunisino che aveva un taser e dello spray urticante. Vi raccontiamo tutto nel nostro prossimo servizio. Poi da Padova ringrazio per la collaborazione tecnica Cristian Roque Alende. La linea può tornare allo studio. 3 pregiudicati fermati in auto durante un controllo e trovati con spray urticante e taser. Le volanti della questura, impegnati in un controllo del territorio, hanno fermato l'auto in via San Fidenzio a Padova. Il conducente, un 20enne tunisino, era in possesso di un taser ad alta tensione e di una bomboletta spray urticante con impugnatura a pistola. Il 20enne risultava già segnalato all'autorità giudiziaria per un'aggressione avvenuta in provincia di Venezia, dove aveva preso a pugni una donna trascinandola per i capelli e minacciandola con un coltello dopo averle ceduto una dose di cocaina, costringendola poi a restituirgliela. Il giovane è stato denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Insieme a lui 2 connazionali di 19 e 51 anni, anche loro con precedenti per rapina, ricettazione e stupefacenti. Il questore Marco Odorisio ha attivato la divisione anticrimine per l'adozione di misure di prevenzione personale nei confronti di tutti e 3. Durante i controlli del territorio, i poliziotti hanno anche arrestato in piazzale Stazione un 70enne serbo ricercato con un ordine di carcerazione emesso nel 2019 dalla Procura di Venezia per invasione di terreni. Dovrà scontare 4 mesi di reclusione al 2 Palazzi di Padova. Arrestato anche un 50enne tunisino irregolare sul quale pendeva un'ordinanza di sospensione della misura alternativa dei domiciliari. Deve scontare 4 mesi di una pena residua su una condanna definitiva di 7 anni e 3 mesi per spaccio emessa dal Tribunale di Padova nel 2018. Ci spostiamo ora nel cuore della Valsugana con la nostra Vanessa Banzato che si trova a Solagna con Andrea Benetti per la parte tecnica. Ci racconta di un tragico incidente stradale che è costato la vita a una donna molto conosciuta non solo a Solagna ma in tutta la Valsugana, l'ex farmacista del paese. Buongiorno Vanessa.
Buongiorno a te Cristian, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, davvero una tragedia avvenuta proprio in questo punto. Ci troviamo in Riviera Secco, sul lungo Brenta, a 2 passi dal municipio di Solagna. A perdere la vita Luciana Medici, l'ex farmacista del paese, aveva 84 anni. La donna, almeno da una prima ricostruzione, è scesa da quella laterale per immettersi su via Riviera Secco, quando non si sa ancora per quale motivo si è schiantata in pieno contro questo muretto che delimita la carreggiata stradale dal passaggio pedonale. Fortunatamente in quel momento non arrivavano auto e soprattutto non arrivavano pedoni. La donna era rimasta ferita in maniera importante, ma era ancora cosciente, almeno da quanto appunto è emerso dalle prime ricostruzioni. È stata portata immediatamente al San Bassiano, dove purtroppo nel pomeriggio è spirata, lasciando un vuoto enorme in paese dove era conosciutissima. Con me il vice sindaco di Solagna, Daniele Nervo, che tra l'altro è stato proprio tra i primi ad intervenire proprio ieri mattina quando è successo il terribile incidente. Ci vuole raccontare un po' lo scenario che si è trovato davanti? Il scenario è quello del scenario di un incidente grave. Ci hanno chiamato dagli uffici dicendo che c'era stata questa botta e siamo corsi, io e il tecnico, l'ingegnere Franciosi, abbiamo visto appunto l'episodio. C'era ancora l'autoambulanza sul luogo, quindi c'era ancora la signora cosciente e in qualche modo abbiamo organizzato velocemente con i dipendenti comunali che erano nel luogo perché stanno facendo dei lavori. Abbiamo iniziato a organizzarci più per la viabilità, mentre abbiamo lasciato lo spazio appunto al pronto soccorso di fare il proprio intervento all'autoambulanza. Dopodiché siamo andati appunto un po' alla volta quando l'autoambulanza è andata all'ospedale. Abbiamo organizzato sempre con la famiglia, che era chiaramente scossa. Abbiamo organizzato noi il trasporto col carro attrezzi e siamo stati qui con loro a gestire un po' la dinamica, spazio e anche viabilità, insomma. Sì, perché la strada è rimasta bloccato, almeno il traffico è stato limitato per diverso tempo. Una quindicina di minuti, poi di che abbiamo liberato una corsia e si è potuto appunto procedere. Questa era un'ora di punta, era intorno a mezzogiorno, più o meno 24 ore fa, quindi era chiaramente per noi però chiaramente abbiamo dato la priorità alla dinamica e abbiamo gestito assieme al pronto soccorso, che sono stati molto veloci e sono arrivati subito quelli dell'autoambulanza. La signora indossava le cinture, si sono aperti gli airbag? Tutto regolare, tutto funzionante. Purtroppo la dinamica è molto più grande di quello che potrebbe sembrare, tanto che purtroppo è andata come è andata, insomma. Un politrauma che non ha lasciato scampo all'ex farmacista di Solagna. Lei diceva anche poco fa, una persona splendida, una persona che lascia un enorme vuoto in paese. Sì, si dice sempre così di una persona che purtroppo lascia questo. Però per lei era proprio così, era una persona molto gentile, molto di classe, molto gentile, anche tutta la famiglia. Poi erano figure molto importanti nel nostro paese, perché la farmacia in un paese piccolo è punto anche di ritrovo e anche di scambio di qualche opinione e pensiero, e lei aveva sempre la parola giusta e comunque ha tornato sempre tutto questo da molta gentilezza, e questa cosa mancherà al paese, ecco. Tanta professionalità, unità, grande umanità, che sono gli elementi indispensabili anche per chi ha un lavoro simile. Sì, metteva sempre a proprio agio, non era di Solagna, però era molto più di Solagna di noi, come dire, perché era proprio molti anni che erano qua e sapeva fare con molta professionalità il proprio lavoro e con molta gentilezza. Pensate adesso come amministrazione, come comune, di fare qualche azione in ricordo di Luciana Medici? Adesso la cosa appunto sono passate 24 ore, ne parlerò oggi col sindaco e vedremo di fare qualcosa, perché sicuramente era una figura molto importante. Il marito era nell'amministrazione comunale qualche anno fa, ha dato un contributo anche come amministratore, quindi sicuramente faremo qualcosa da questo punto di vista. Una figura insomma che ha lasciato un'impronta nel paese di Solagna. Ecco, ricordiamo questi politraumi che non hanno lasciato scampo. La donna è morta qualche ora dopo al San Bassiano, lasciando, come ho già ripetuto diverse volte, un enorme vuoto nel paese. Per il momento, Cristian, da Solagna è tutto, ti ricevo la linea.
Ti ringrazio, grazie Vanessa Banzato con Andrea Benetti per la parte tecnica, in regia oggi Edoardo Paris, Alessandro Granziera. Subito adesso ad Asolo, perché prosegue il nostro racconto di questo venerdì a nord-est. Non possiamo non ritornare appunto ad Asolo, dove c'è stata questa rapina in casa, questa rapina in villa che vi abbiamo raccontato per primi nei nostri telegiornali di ieri sera. I fratelli vittime di questa rapina sono ancora sotto shock, ma c'è il nostro Mirko Cavallin con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Buongiorno Mirko. Buongiorno Cristian, ben ritrovati anche ai telespettatori di Rete Veneta. Torniamo qui appunto in via Castellana tra Villa e Casella d'Asolo. L'episodio è accaduto mercoledì sera intorno alle 23:30. I due fratelli Paola e Guido Furlanetto, rispettivamente 67 e 70 anni, erano in casa, stavano guardando la televisione. Tre ladri sono entrati dal retro della casa dove c'è aperta campagna, hanno forzato una finestra che è già stata riparata, e con il volto travisato e brandendo due coltelli e una pistola hanno minacciato i due fratelli di consegnare loro preziosi e denaro. I carabinieri hanno quantificato in 900 euro in contanti più appunto una quantità di monili il cui valore però non è stato quantificato. I due fratelli sono ancora sotto shock. Abbiamo riprovato anche questa mattina a chiedere una testimonianza diretta che hanno preferito non rilasciare. Intanto è stata loro ripristinata la linea telefonica, perché i ladri entrando hanno subito tranciato la linea telefonica. I due sembra non abbiano il telefono cellulare dalle informazioni che abbiamo ricevuto. Sotto shock ovviamente la signora. Nel cuore della notte verso l'una si è rivolta alla persona più vicina, cioè all'abitazione che è qui a vostra destra, l'abitazione della famiglia Feltracco, dalla quale abbiamo raccolto la testimonianza del signor Alessandro, il primo a intervenire appunto l'altra sera nel cuore della notte. Possiamo sentire quello che ci ha raccontato. Da circa l'una praticamente la signora, la mia vicina, mi ha suonato il citofono per 2 o 3 volte. Io stavo dormendo, mi sono svegliato, sono uscito, non l'ho vista qua al cancello, mi è sembrata una cosa un po' strana. Poi mi sono affacciato alla finestra, lei mi ha chiamato dal giardino, mi ha detto sono venuti i ladri. Allora io ho chiamato i carabinieri e nel frattempo ho controllato casa mia attorno che sia tutto a posto, tutto in ordine, era tutto in ordine. E poi ho aspettato, ho controllato quando sono arrivati i carabinieri di là, è venuta fuori la signora, sentivo che parlavano, ho sentito sì in quartieri qui della zona comunque ci sono stati furti, furtarelli anche da amici miei in passato, però vicino proprio qua no. Questa, come detto, è una zona di campagna sia sul retro sia di fronte a me. Ci sono dei campi coltivati. Queste due abitazioni insomma sono tutto sommato abbastanza isolate, quindi facilmente meta dei ladri che evidentemente sono andati, come si suol dire, a colpo sicuro, entrando appunto da questi due fratelli. Un dettaglio che è emerso da quanto hanno scritto i carabinieri è la lingua utilizzata, accento veneto, lingua locale dialettale, che poi non necessariamente vuol dire nazionalità italiana o nazionalità locale, perché può essere anche uno di nazionalità straniera che magari risiede qui da tanto tempo e ha acquisito un po' di accento veneto. Su questo ovviamente poi indagano i carabinieri. I due fratelli sono stati per ore appunto dai carabinieri a fare il loro racconto. Abbiamo raccolto e ve la proporremo nel TG di questa sera una testimonianza di una residente della zona per quanto riguarda gli altri furti che sono venuti in questa zona e anche l'esasperazione che c'è fra tanti cittadini. Noi da qui con Nicoletta Rizzetto vi salutiamo da questo punto che nei giorni scorsi è stato già teatro di una notizia di cronaca, l'incidente mortale che ha coinvolto un 38enne di Fonte. Qui sono ancora ben visibili i pezzi appunto dell'automobile che era carambolata dopo una manovra di sorpasso andando a sbattere contro la spalletta proprio del ponte che conduce all'ingresso dell'abitazione della villetta che è stata meta di questa rapina a mano armata. Da Asolo per il momento è tutto, a te Cristian.
Mirko, grazie infinite a te e a Nicoletta Rizzetto per tutti questi aggiornamenti. Aggiungo, perché lo abbiamo sentito in redazione pochi istanti fa, il sindaco Franco Dalla Rosa, il sindaco di Asolo, si recherà nell'abitazione dei fratelli nelle prossime ore per portare la propria solidarietà. Il sindaco ci ha detto che conosce molto bene i due fratelli anche per la loro attività professionale. Sindaco che tiene a ribadire come la polizia locale si stia coordinando con i carabinieri proprio per le indagini. Il comune sta mettendo a disposizione le immagini della videosorveglianza all'ingresso del paese. Chiaramente torneremo con Mirko Cavallin su tutti gli sviluppi di questa vicenda nel corso dei nostri telegiornali serali. Adesso per la cronaca, nel Padovano, per un pauroso incendio che ha distrutto 3 camion carichi di rotoballe nel corso della notte a Solesino. L'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso. Dei 3 autoarticolati fermi sotto la tettoia non rimangono che le carcasse. Erano le 4:10 quando in via Valli Pianta a Solesino, all'interno di un'azienda specializzata nel commercio di cereali, è divampato un incendio pauroso. A dare l'allarme i passanti che hanno visto un vero e proprio muro di fuoco. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dai distaccamenti di Este, Abano Terme e Rovigo. Lo scenario che si è parato loro davanti era impressionante: un muro di cristallo causato dal carico dei 3 tir, 3 quintali di rotoballe pronti per la partenza. Operando con più linee di spegnimento, i vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme, evitando che arrivassero all'abitazione adiacente. Nessuno è rimasto ferito, per fortuna, e anche l'abitazione vicina è stata dichiarata agibile. Con i vigili del fuoco anche i carabinieri della compagnia di Este. Ingentissimi i danni per l'azienda. Secondo i primi accertamenti il rogo sarebbe di natura accidentale, causato dal cortocircuito partito da uno degli automezzi, ma le indagini sono ancora in corso. La Guardia di Finanza di Lendinara, andiamo quindi in Polesine, ha scoperto un influencer della provincia di Rovigo che operava sulla piattaforma OnlyFans evadendo completamente le tasse e per di più percepiva la NASPI perché ufficialmente disoccupata. Le Fiamme Gialle hanno ricostruito un fatturato non dichiarato per oltre 270.000 euro proveniente dalla vendita di contenuti per adulti sul web. La giovane avrebbe evaso le tasse dal 2021 al 2023, non segnalando al fisco i proventi derivanti dagli abbonamenti pagati dai propri follower sulla piattaforma. I militari hanno contestato anche la tassa etica, ossia l'addizionale introdotta nel 2006 che prevede un aumento del 25% delle imposte sui redditi per chi produce, distribuisce o vende materiale pornografico. L'influencer, mentre incassava in nero i proventi della sua attività online, aveva ricevuto anche l'indennità di disoccupazione NASPI per circa 16.000 euro, da qui l'operazione della Guardia di Finanza di Lendinara. 18enne indagato per revenge porn dopo aver diffuso le immagini intime della ex fidanzata minorenne. Succede nel veneziano. Un 18enne della zona del Milanese è al centro di un'indagine per un presunto caso di revenge porn. Secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe condiviso materiale intimo dell'ex fidanzata minorenne senza consenso, diffondendolo attraverso chat e gruppi di messaggistica. La vicenda sarebbe emersa dopo la segnalazione di alcune persone coinvolte che hanno poi portato alla denuncia e all'avvio delle indagini da parte delle autorità competenti. La polizia postale sta ricostruendo la catena delle condivisioni e acquisendo i dispositivi utilizzati. Il caso rientra nella normativa su revenge porn introdotta in Italia con l'articolo 612 ter del Codice Penale, che punisce severamente la diffusione non consensuale di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. Le indagini sono in corso e la posizione del 18enne è al vaglio degli inquirenti.
Restiamo nel veneziano, in tribunale a Venezia ci sono i nostri Filippo Fois e Sandro Ponchio, perché oggi è una giornata importante, atteso il sindaco Luigi Brugnaro. L'inchiesta è quella sulle spese elettorali. Oggi il primo cittadino dovrebbe comparire davanti al giudice, ma chiedo lumi ovviamente a Filippo Fois. Buongiorno Filippo. Buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Non è detto che Luigi Brugnaro compaia in persona, noi abbiamo appena incontrato il suo avvocato, l'avvocato Rampinelli, che è entrato da solo con altri colleghi, per cui non è assicurata la presenza di Brugnaro. Di che cosa si discute oggi e quali decisioni verranno prese nell'edificio alle mie spalle? Innanzitutto diciamo subito che non si tratta dell'inchiesta Palude. L'inchiesta Palude si basa sulla presunta compravendita del terreno dei Pili e sulla vendita di Palazzo Poerio, che era l'ex sede dei vigili urbani. Questo è un altro filone dell'inchiesta completamente diverso, che sta mettendo a fuoco quelle che sono state le spese elettorali di Luigi Brugnaro e della sua lista per la campagna elettorale delle comunali del 2020, quelle che hanno assicurato a Brugnaro l'elezione per il secondo mandato a sindaco di Venezia. C'è un limite di spesa che qui, secondo appunto la Guardia di Finanza e la Procura, è stato ampiamente superato durante queste elezioni, per cui si tratterebbe di un filone che riguarda il finanziamento ai partiti politici. Il tetto di spesa, il massimale previsto sono 330.000 euro, quello che contesta invece la Guardia di Finanza è una spesa o dei finanziamenti che hanno superato i 900.000 euro, per cui siamo con una forbice di quasi $500.000 di euro tra quello che è stato dichiarato, le spese che sono state dichiarate alla Corte dei Conti, che se non erano sui 251.000 euro, e quello che secondo la Guardia di Finanza invece sarebbe entrato in cassa e sarebbe stato utilizzato durante questa durante quella campagna elettorale che oramai risale a 6 anni fa. Da parte della difesa ci sono diverse osservazioni che vengono fatte, naturalmente vengono contestate diverse cose, a partire dal periodo in cui sarebbero avvenuti questi finanziamenti, che non sarebbero arrivati tutti assieme nel periodo in cui vengono fissati questi limiti, ma risalirebbero anche ad altre epoche. C'è poi un'altra osservazione: sono 5 le persone indagate per questo, oltre al sindaco ce ne sono altre 4. In punta di diritto si contestano i capi di imputazione per i singoli reati, dicendo che insomma non sono esattamente quelli che bisognerebbe utilizzare per quello che la Procura sta contestando, perché qua ci muoviamo in un terreno un pochino più tecnico. Oggi c'è la decisione se da parte del CUP le osservazioni che sono state mosse dalla Guardia di Finanza e dalla Procura siano meritevoli di andare a processo o se tutto debba essere archiviato. L'avvocato prima ci ha detto che l'udienza è fissata per le 13, ammesso che cominci in orario potrebbero volerci 3 minuti, ha detto l'avvocato, o addirittura 3 ore o 5 ore, per cui in questo momento non sappiamo dirvi quando saremo in grado di dirvi come è andata a finire. Che cosa si rischia in questi casi? Quali sono le sanzioni? Sono tutte sanzioni amministrative, per cui si rischia una multa che può andare da un minimo della metà della cifra sforata a un massimo del triplo della cifra sforata, e l'altra sanzione, che forse era quella più pesante, era il decadimento dalla carica di sindaco. Questo naturalmente non potrà più avvenire perché Brugnaro già non è sindaco, e i fatti risalgono a 6 anni fa, tant'è vero che una delle linee della difesa è anche il fatto che oramai sia tutto finito, possa essere tutto finito in prescrizione. Con questo per ora da Venezia è tutto, ti restituisco la linea. Grazie davvero Filippo Fois con Sandro Ponchio. Se ci saranno aggiornamenti, Filippo, chiedici pure la linea. Noi ritorniamo nel Bassanese per la cronaca, perché è ancora giallo a Colceresa per l'anziana trovata morta nel cortile di casa. Trovata senza vita all'esterno della sua abitazione a Molvena di Colceresa, in via Monteferro, riversa a terra in un lago di sangue. È avvolta nel mistero la morte di Maria Santina Chemello, 92 anni. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM 118, per l'anziana non c'era ormai più nulla da fare. Sul corpo, secondo quanto emerso, non sarebbero state trovate ferite. Tuttavia la procura ha aperto un'inchiesta per fare piena luce sull'accaduto. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo.
Esprimo il mio cordoglio alla famiglia e ovviamente dispiacere per il fatto avvenuto. Conoscevamo il nucleo in quanto siamo anche in una piccola comunità dove ci si conosce un po' tutti. Chiaro che adesso ci sono delle indagini in corso, spero ovviamente che non ci sia nessun altro tipo di risvolto, però è giusto che vengano fatte tutte le indagini, che venga chiarito il caso. La casa, dove vivrebbero anche il figlio della donna e la compagna di lui, è stata posta sotto sequestro. L'anziana pare soffrisse da tempo di gravi problemi di salute, perciò non si esclude anche una morte dovuta a cause naturali. Sarà l'autopsia a chiarire definitivamente le circostanze del decesso. Sicuramente se aveva delle patologie pregresse, aveva anche un'età anche importante, quindi può essere anche appunto un'emorragia o qualcosa che poi, ripeto, le indagini sono in corso ed è giusto che vengano fatte nel miglior modo possibile e nella maggior serenità, insomma, anche per le forze dell'ordine. Da Colceresa, dove si indaga per omicidio colposo, a Castelfranco Veneto per il delitto, lo ricorderete, della baita al lago con la rissa e l'omicidio di Lorenzo Cristea. C'è un nuovo video con le immagini che sono arrivate direttamente in tribunale a Treviso. Calci, pugni e poi fendenti che colpiscono più persone. Una rissa iniziata in discoteca, continuata fuori lungo la strada e terminata nel sangue. In queste immagini riprese dal telefonino di una ragazza, i momenti in cui gli amici della vittima, Lorenzo Cristea, il ventenne di Tre Baseleghe, ucciso a coltellate, si scontrano con i due giovani marocchini Badr Rouaji e Tabennani, accusati di concorso in omicidio volontario, tentato omicidio e lesioni personali aggravate. L'11 giugno prossimo inizia il processo in corte d'assise e il filmato sarà proiettato più volte e sezionato frame per frame per dimostrare le differenti linee difensive degli imputati. Da una parte gli avvocati Fabio Targa e Paola Miotti, i legali del 22enne Tabennani, che ritengono non sia stato lui a sferrare la pugnalata ma l'amico Badr Rouaji, 20 anni, difeso dall'avvocato Fabio Crea. Tesi ovviamente opposte, quelle dei legali. Teste a favore di Bennani, Paolo Mazzoccato, un regista che ha visionato il video e cercherà di dimostrare che il coltello non era in mano al 22enne. Secondo la versione degli avvocati, il sangue di Bennani presente sul coltello, spiega l'avvocato Fabio Targa, sarebbe dovuto ad un contatto con il ginocchio del nostro assistito che durante la fase più accesa del confronto con il gruppo di cui faceva parte la vittima resta a terra cercando gli occhiali. In aula sarà ripercorsa quella tragedia momento per momento, dall'inizio della lite all'interno della discoteca alla rissa e all'omicidio in strada a Castelfranco. Un'altra tragedia che ha scosso interi territori, l'Italia intera, la tragedia del Natisone. Nelle scorse ore a Udine c'è stata la prima vera udienza del processo per la morte di quei 3 giovani ragazzi inghiottiti dalla piena del fiume. Parliamo di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar. Un groviglio di telefonate, procedure e protocolli diversi a seconda degli enti e attuati in ritardo. Continue richieste di fornire la posizione. Mi mandi la posizione, signora. Equivoco tra intervento tecnico e sanitario, moduli e schede, autorizzazioni. Gli elicotteri che partono tardi e arrivano quando Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar sono stati già inghiottiti dal Natisone. Il quadro che emerge dalla ricostruzione in aula fatta dal primo test della Procura, il luogotenente del nucleo investigativo dei Carabinieri di Udine, Mario Liardo, è di confusione e in certi casi scarsa lucidità e freddezza da parte degli operatori nell'assumere decisioni in quei 41 minuti dalla prima richiesta di aiuto alle 13:29 all'evoluzione dell'emergenza finita in tragedia alle 14:10. La conclusione, secondo gli investigatori, è che se attuati in tempo i protocolli, i 3 ragazzi si sarebbero potuti salvare.
La prima vera udienza del processo nei confronti dei 3 vigili del fuoco, Andrea Lavi, Enrico Signore e Luca Mauro, e dell'infermiere della Sores Michele Nonino, che gestirono i soccorsi il 31 maggio del 2024 e sono accusati di omicidio colposo plurimo, è stata interamente dedicata alla deposizione di questo test. Liardo ha accompagnato la ricostruzione mostrando una serie di slide alternate all'audio delle telefonate intercorse tra Patrizia Cormos e i vigili del fuoco, passando per il 112 e tra i soccorritori, i passanti che davano l'allarme. Ci sono 3 ragazzi bloccati nel Greto del Fiume, Ponte Romano di Tremariacco. Serve anche un elicottero, qualcosa. Ok, signore, signore. Drammatica la telefonata in cui la ragazza viene messa in attesa e vi rimane per circa 7 minuti, mentre in sottofondo si sentono urla, pianti e richieste di aiuto in lingua tedesca da parte di Molnar. Ma comunque ci mandi intanto la posizione e arriviamo, va bene? Aspetti solo che non la trovo su WhatsApp. Sì, allora adesso cercate di tenere duro e noi stiamo arrivando, va bene? L'udienza si è chiusa con il controesame del test da parte degli avvocati difensori. Il giudice Daniele Faneschini Barnaba ha annunciato per il 18 giugno e 16 luglio le prossime udienze. E al termine dell'udienza Francesco Pezzella, che avete sentito nel servizio, è riuscito a intercettare la mamma di una delle vittime, la mamma di Patrizia, e ci sono poi anche le parole del procuratore capo Massimo Lia. Quello che ho capito anche oggi è che si sono menefregati tutti, cioè proprio vergognoso tutto quello che hanno fatto. Tutto quello è passarsi la palla dall'uno all'altro, proprio non fanno onore alla divisa che la portano. Non fanno onore ai loro colleghi che rischiano la vita per salvare o almeno per provare a salvare le persone. Queste persone qua veramente non fanno onore. Questa la reazione di Miaela Cormos all'esito della ricostruzione delle fasi dei soccorsi. La mamma di Patrizia, anche oggi come nelle precedenti udienze, era in aula al fianco dell'avvocato Maurizio Stefanizzi, che tutela i familiari delle vittime costituitesi parti civili. Per lei, come per i familiari di Bianca e Christian, assistere alla ricostruzione di quei 41 minuti fatali ha significato riavvolgere il nastro del dolore. Hanno aspettato di richiamare i vigili, poi quelli dell'elicottero che li richiamo, allora cosa facciamo? Partiamo, non partiamo? Tutto vergognoso. Secondo me non è questo i vigili del fuoco, quando tu chiami 112 che sei sicura che vieni salvato, perché se no per cosa chiami 112? L'accusa anche oggi era rappresentata, oltre che dal pubblico ministero Letizia Pupa, dal procuratore capo Massimo Lia. L'idea che si è avuta da quello che abbiamo ascoltato è di una gran confusione fra protocolli e grovigli di telefonate. Sì, ovviamente non entro nel merito ancora della vicenda che sarà poi oggetto delle richieste finali del nostro ufficio. Abbiamo ricostruito, i carabinieri hanno ricostruito in maniera molto analitica l'iter di questo soccorso e abbiamo ritenuto opportuno far sentire, non dico tutte, forse quasi tutte le telefonate che sono intercorse tra i vari enti, a cominciare dal NUE poi alla centrale dei vigili del fuoco, successivamente la Sores, insomma lo scambio di comunicazioni che c'è stato fra i vari enti preposti al soccorso per offrire al giudice di prima mano un materiale che riproduce in maniera precisa quali sono stati i fatti e le valutazioni operate dai singoli soggetti. Adesso vanno a salvare anche una mucca un po' di giorni fa in 5 minuti, però non hanno salvato mia figlia e i suoi amici e questo non mi cambia niente. Cambierà per le persone che si troveranno in difficoltà, in pericolo, per mia figlia non ce l'ho più. Queste le parole forti e dure di mamma Miaela, la mamma di Patrizia Cormos, una delle 3 vittime della tragedia del Natisone. Avete visto, è partito di fatto il processo con questa prima udienza in tribunale a Udine, ma rimaniamo in Friuli perché proprio mentre si scatenano le reazioni per la richiesta dell'Unione Europea di eliminare gradualmente i controlli di frontiera, arriva la notizia dell'arresto di un passeur, e questo al valico di Stupizza.
Ancora un arresto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina al confine italo-sloveno, precisamente al valico di Stupizza. I militari della Guardia di Finanza di Udine hanno intercettato un'auto in ingresso in Italia con a bordo 5 cittadini pakistani. Per 3 di loro è scattato il controllo dei documenti e 2 sono risultati clandestini, mentre l'autista del mezzo è stato arrestato in flagranza e trasferito in carcere. Fondamentale per ricostruire la rotta e i flussi di denaro l'analisi dei telefoni cellulari sequestrati dai finanzieri che hanno operato in sinergia con il commissariato di polizia di Cividale del Friuli. Per l'arrestato il giudice ha poi disposto il divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia, mentre i migranti irregolari hanno formalizzato la richiesta di asilo politico. Un'operazione che si inserisce nel quadro dei controlli straordinari alla frontiera terrestre riattivati dall'Italia nell'ottobre del 2023, una misura drastica decisa allora dal governo sull'onda dei timori di infiltrazioni terroristiche dopo l'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre e focalizzata proprio sulla delicatissima rotta balcanica. Ma il tema dei confini blindati oggi è al centro di un duro braccio di ferro con Bruxelles. L'Unione Europea sta infatti spingendo per eliminare gradualmente questi controlli temporanei all'interno dello spazio Schengen, chiedendo agli Stati membri di tornare alla piena libertà di circolazione, una richiesta che si scontra tuttavia con la realtà dei fatti sul territorio e con la costante pressione migratoria che le forze dell'ordine continuano a registrare quotidianamente lungo i nostri confini orientali. Torniamo sulla vicenda che ha animato il dibattito pubblico, politico, non solo della giornata di ieri, la vicenda della famiglia Bottaro, perché come sapete è morta la mamma di Eleonora Bottaro, la ragazza di Bagnoli di Sopra, alla quale erano state rifiutate le cure 10 anni fa, una vicenda, un vero e proprio caso. È morta appunto nelle scorse ore la mamma di Eleonora. 10 anni dopo la figlia è morta per una forma tumorale anche Rita Benini, la mamma di Eleonora Bottaro, la 18enne di Bagnoli di Sopra, stroncata nell'agosto del 2016 da una forma di leucemia linfoblastica che i suoi genitori rifiutarono di far curare con chemio e radioterapia. Come per la figlia, anche mamma Rita ha rifiutato la terapia. Nel 2023, insieme al marito Lino Bottaro, era stata condannata a 2 anni con la condizionale per omicidio colposo per la morte della figlia Eleonora, perché si rifiutarono di sottoporla alle cure che avrebbero potuto salvarle la vita. Secondo i medici della pediatria di Padova, infatti, se Eleonora si fosse sottoposta alla chemioterapia avrebbe avuto l'80% di possibilità di guarire. I genitori però erano e sono tutt'oggi sostenitori del metodo Hammer, medico tedesco radiato dall'albo, secondo quale i tumori sono frutto di conflitti psichici che vanno curati con la vitamina C e sedute di psicoterapia. Rita e il marito Lino hanno sempre detto di aver assecondato la volontà della figlia, ma la lunga battaglia legale intentata dai medici li ha riconosciuti colpevoli. Rita Benini, 10 anni dopo, è morta anche lei per una forma tumorale. Si era sottoposta ad un intervento chirurgico alla lingua, ma poi non ha voluto continuare con la chemio. Una famiglia segnata dal lutto. Nel 2013 la morte per aneurisma del primo figlio a soli 22 anni, poi la malattia di Eleonora che per i genitori si scatenò proprio a seguito di questo dolore. Ora quella di mamma Rita. I funerali verranno celebrati a Bagnoli di Sopra lunedì prossimo. Veniamo adesso a un altro caso, quello del video girato in cella nel carcere di Santa Bona a Treviso da 2 ragazzi accusati dell'omicidio di Francesco Favaretto, il giovane ucciso nel dicembre del 2024 in via Castelmenardo, nel capoluogo della Marca. Parliamo quindi del video girato in cella da Ade e Ozuna, che ha scatenato sdegno e rabbia. Sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria alcuni cellulari. Il video è finito dritto in procura, ma ci sono anche dei risvolti burocratici interni, perché il Ministero della Giustizia avvierà una ispezione. Ce lo ha ribadito il sottosegretario alla Giustizia con delega alle carceri Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, che è stato contattato dalla nostra Daniela Sizia. Credo che sia dovere delle autorità preposte avviare gli accertamenti e anche le sanzioni, i procedimenti per arrivare alle sanzioni
del caso. Così il sottosegretario alla giustizia con delega alle carceri Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, che commenta i video apparsi nei social da parte di 2 detenuti del carcere di Treviso. Sarà dunque avviata un'ispezione. Questa è soltanto la punta dell'iceberg, sono centinaia i telefonini in uso nelle carceri italiane. Credo che ci sia una stima che soltanto nel carcere di Napoli siano dai 300 ai 400. Purtroppo sono sempre più miniaturizzati, sempre più difficile individuarli. La soluzione che stiamo studiando da un punto di vista tecnico è quella di inibire il segnale. Intanto sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria trevigiana alcuni cellulari trovati nelle celle dopo i video apparsi nei social dove Ade e Azzuna, accusati di aver ucciso Francesco Favaretto in via Castelmenardo, si riprendevano festeggiando e ridendo in carcere. Sono scattati i primi provvedimenti. Non è escluso nemmeno un loro trasferimento. La vicenda è arrivata anche in procura, che aprirà un fascicolo e avvierà le indagini per far luce su questa vicenda. Altra conseguenza è l'iscrizione nel registro notizie di reato, spiega l'avvocato Mauro Serpico, difensore di Ozuna. Per il reato di detenzione del cellulare all'interno della casa circondariale, che costituisce un'autonoma fattispecie di reato per il quale è prevista anche una pena non irrisoria, e quindi la sottoposizione ad un nuovo procedimento penale. Queste le conseguenze di carattere immediato. L'avvocato ha subito chiamato il suo assistito, visto che la bravata avrà delle ripercussioni sotto ogni profilo. Potrebbe costare caro agli autori, ai proprietari dello smartphone e a chi lo ha fornito. La legge vieta l'introduzione e l'utilizzo di telefoni cellulari in carcere. In prima battuta si è dichiarato dispiaciuto per quanto commesso, al che gli ho detto che il dispiacere per quanto commesso non era sufficiente sicuramente a giustificare nel caso di specie un gesto che dimostra la totale immaturità sicuramente del gesto e del comportamento tenuto. Una vicenda che ha scatenato rabbia e sdegno da parte dell'opinione pubblica. I 2 imputati sono accusati di un reato grave, omicidio volontario e rapina aggravata in concorso. E dopo la diffusione di questi video parla anche la mamma di uno dei detenuti che punta il dito contro chi ha postato sui social le immagini. Grazie, tuona la donna, per aver tolto la possibilità a mio figlio di ottenere gli arresti domiciliari. Ma la risposta del diretto interessato non si è fatta attendere, nessuno lo ha costretto a partecipare al video, suo figlio è maggiorenne. Insomma, una botta e risposta che rende questa vicenda ancora più surreale. Una vicenda che vede anche un'ampia condanna bipartisan. Il giorno dopo la diffusione del video dei giovani indagati per l'omicidio di Francesco Favaretto in via Castelmenardo scatena le reazioni politiche, durissime, stavolta bipartisan. Il sindaco Conte in un lungo post sui social parla di mancanza di rispetto inaudita. Vedere soggetti in cella, scrive, per un crimine così grave, esibirsi in balli, filmati vietati e messaggi come liberi tutti, un giorno usciremo tutti, inshallah, Treviso gangs, oppure neanche queste 4 mura ci fermano, lascia sgomenti e impone una riflessione profonda. Episodi come questo, continua con l'amaro in bocca, ci interrogano sull'efficacia di quel percorso nei confronti di determinati soggetti. Di fronte a manifestazioni tanto arroganti e provocatorie è difficile intravedere quel cambiamento che dovrebbe rappresentare il presupposto per un ritorno responsabile nella società. Non meno severi i consiglieri comunali di entrambi gli schieramenti. Davanti a questi ragazzini che con impudenza lanciano pure messaggi di avviso ai giudici, alla società, alla famiglia, compresi gli avvocati, e lì andiamo a vedere chi sono gli avvocati di questi ragazzini, lasciano estremamente perplessi. Qua c'è bisogno di una serie di riforme vere, e sono d'accordissimo col sindaco, ma anche con quello che diceva giorni fa il collega Ciammini. Il coinvolgimento delle famiglie, ad esempio, è fondamentale. E parole forti arrivano anche dal centrosinistra. In cella dopo l'omicidio Favaretto
ballano, cantano e si riprendono. Io credo che sia una cosa gravissima. Primo, chiediamoci come è entrato un cellulare dentro la cella, e qua vanno fatte delle ispezioni molto serie. Secondo, io sono per il carcere riabilitativo, ma questa non è riabilitazione, quindi bisogna studiare delle procedure e delle norme affinché i ragazzi imparino un mestiere e non imparino ad essere più delinquenti. Questo video può dimostrare anche che escono con una patente di delinquenti certificata. Questo non deve succedere, quindi ispezioni per quello che riguarda chi ha portato dentro il cellulare, e assolutamente ci vuole un percorso di riabilitazione dei ragazzi che devono capire di aver fatto un atto gravissimo e oltre a una condanna severa devono essere anche riabilitati con un percorso molto serio. Ma il riferimento, lo avrete sentito, del capogruppo di Fratelli d'Italia Bertolazzi agli avvocati dei protagonisti, non è i protagonisti del video, non è piaciuto affatto all'avvocato trevigiano Fabio Crea, che è legale di uno degli imputati, ma è anche esponente dei meloniani trevigiani. Quindi si profila uno scontro tutto interno a Fratelli d'Italia. Sentite Fabio Crea. Direi che le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia sono di una gravità importante nella parte in cui fa riferimento agli avvocati. Io sono uno degli avvocati interessati, quindi non intendo in questo momento commentare, al di là ovviamente di stigmatizzare il video e il gesto che è stato compiuto, come ha fatto il collega Serpico. Per il resto penso che ci saranno iniziative importanti per le gravissime affermazioni del capogruppo Bertolazzi. Insomma, staremo a vedere iniziative importanti. Che cosa intende l'avvocato Fabio Crea? Fabio Crea, esponente di Fratelli d'Italia, Guido Bertolazzi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Treviso. Quindi si sta preannunciando una tempesta perfetta, anche perché non ci sono buoni rapporti tra i due ormai da tempo, soprattutto dal punto di vista politico. Ma rimaniamo sulla cronaca, parliamo ancora di giovanissimi, parliamo in questo caso di spaccio di droga e del duro colpo che è stato inferto dalla Guardia di Finanza dell'Alto Vicentino. Quando hanno visto quelle due auto di grossa cilindrata sfrecciare lungo la pedemontana veneta all'altezza del casello di Valdastico a forte velocità e a pochissimi metri l'una dall'altra, senza distanza di sicurezza, gli agenti della Guardia di Finanza di Vicenza hanno capito che qualcosa non andava e così, al termine del controllo, hanno dato un duro colpo al traffico di droga dell'Alto Vicentino. 3 giovanissimi tra i 20 e i 25 anni, infatti, sono finiti nei guai. In totale sono stati sequestrati oltre 31 kg di hashish, divisi in 75 panetti nascosti nel bagagliaio di un'auto. Successivamente l'attività di polizia giudiziaria è stata estesa anche all'abitazione delle persone fisiche, e in tale contesto sono state rinvenute a casa di uno dei soggetti fermati che conduceva l'autovettura che precedeva 2 manufatti artigianali di esplodenti e una pistola a impulso elettrica comunemente chiamata taser. All'esito dell'attività il soggetto che trasportava la sostanza stupefacente è stato tratto in arresto. Un giovane è stato arrestato in flagranza per traffico di droga, un secondo, albanese, denunciato per detenzione di esplosivi e armi, e un terzo segnalato alla prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti. Noi ipotizziamo che tale sostanza stupefacente fosse destinata principalmente alle piazze dell'Alto Vicentino. Stimiamo che la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro, se immessa nelle piazze di spaccio, avrebbe fruttato tra i 120 e i 150 mila euro. Una delle 2 auto è stata sequestrata, mentre l'arrestato si trova ora nel carcere di Vicenza a disposizione dei magistrati. Ritorneremo alla cronaca più tardi. Come vedete sono tanti i fatti che segnano questo venerdì a nord-est, ma non possiamo non andare in questura a Belluno per un'iniziativa importante. Ce la racconta la nostra Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi. Buongiorno Tiziana.
Buongiorno Christian, hai detto bene, l'iniziativa è molto importante, siamo in questura con il signor questore di Belluno Roberto Della Rocca per parlare di questa attività che è stata svolta in queste settimane con gli studenti di 2 classi del Catullo di Belluno che sono stati coinvolti in un progetto che certamente ha una duplice valenza. Intanto volevo chiedere a Stefano di farvi vedere com'è cambiata la sala riunioni della questura di Belluno, il richiamo alla tragedia del 9 ottobre 1963. Signor Questore, che cosa avete fatto e che cosa avete chiesto ai ragazzi? Allora, è l'ennesima iniziativa, l'ennesima progettualità di coinvolgimento con gli istituti cittadini. Già con il liceo musicale Ranieri eravamo invitati più volte alla festa della polizia. Ad inizio anno ci siamo invece incontrati con i professori e la preside del Catullo, del liceo artistico. Avevamo proposto diverse iniziative, loro hanno colto l'opportunità di dipingere questa sala, questa aula riunioni, ovviamente sempre con il ricordo del Vajont. Perché questa sala, scusi signor Questore, era già stata intitolata alle vittime del Vajont. Questo è un passo successivo. Esattamente, nel 2021 era stata intitolata. E la progettualità è stata lunga, nel senso che i ragazzi si sono incontrati fra di loro, è la quarta F dell'indirizzo figurativo del Catullo, hanno elaborato 2 progetti in quest'anno e ce li hanno proposti circa un mese fa. Mi hanno messo un po' in imbarazzo perché un progetto avrebbe escluso l'altro e in realtà non per una mia scelta salomonica, ma perché mi piaceva una parte dell'uno e una parte dell'altro, ho complicato la loro vita scolastica e hanno fatto una crasi, hanno messo insieme le 2 progettualità. Da una parte quindi questa prato fiorito che mano a mano che si avvicina alla diga poi perde di colore e diventa più arido, delle cartoline che hanno il senso del ricordo ovviamente del passato e di chi è stato vittima, la diga in primo piano e dall'altra parte alla nostra destra questa onda catastrofica con quell'orologio che segna ahimè ancora l'ora in cui è successa la tragedia. Un progetto davvero importante, viene anche richiamato il Vajont nel lavoro, nell'attività della polizia, perché al muro sono appese 2 fotografie, in una viene ritratto l'ex capo della polizia Alessandro Pansa con il sindaco di Longarone, poi ancora altre immagini perché in quella occasione la Polizia di Stato conferì la cittadinanza. Esatto, il Comune di Longarone ci conferì la cittadinanza onoraria perché ovviamente all'epoca in quel tristissimo 9 ottobre i poliziotti furono fra i primi ad accorrere. Fra l'altro anche là io ho parlato con qualcuno che ovviamente è ancora vivo e erano poliziotti di 20 anni che si trovarono di fronte a scene assolutamente impensabili. Signor Questore, questa iniziativa certamente riveste una valenza educativa fondamentale. In questi giorni ne abbiamo parlato diffusamente perché il fatto di cronaca di inizio settimana è ancora all'attenzione non solo della stampa ma di tutta la comunità. Voi siete precisi e puntuali sul ricordare la funzione educativa e quindi credo che anche per gli stessi ragazzi sia stato importante stare qui in questa sala e lavorare con voi, pranzare con voi in mensa? Esattamente, loro hanno vissuto qua una settimana bellissimi da vedere, nel senso qua c'erano bidoni del colore, gente che si occupava da una parte, gente dall'altra, sono stati ospiti nella nostra mensa. Come diceva appunto lei in questo momento, la finalità di questa iniziativa è proprio questo, la vicinanza, l'interconnessione fra la Polizia di Stato, la Questura di Belluno e un istituto scolastico e gli studenti e dare la possibilità a loro di dar vita a una loro creazione anche in un ambito che viene poi sfruttato quotidianamente.
Io ringrazio il signor Questore di Belluno Roberto Della Rocca per la disponibilità, per averci ospitato in questura. Vi mostreremo naturalmente le immagini anche della cerimonia di questa mattina, questa sera nel nostro telegiornale. Cristian, da Belluno, dalla Questura di Belluno è tutto, ti restituisco la linea. Ti ringrazio, grazie davvero Tiziana, a te, al Questore e a Stefano Bozzi per la parte tecnica. Davvero immagini suggestive, significative arrivano da Belluno. Ritorniamo alla cronaca, un importante aggiornamento, vediamo Treviso Today, è una nota della Questura di Treviso, 27enne espulso dall'Italia, non è un 27enne qualunque, ma è stato protagonista delle cronache in città a Treviso negli ultimi mesi, è stato l'autore della violenta aggressione alla Caritas con quell'operatore, quel volontario 35enne moldavo colpito al volto, e poi il raid sulle auto a Monigo, un raid incendiario. Altri episodi erano stati attribuiti a questo 27enne del Camerun, che questa mattina gli agenti della Questura di Treviso hanno messo su un aereo diretto proprio nel suo paese di origine, in Camerun. Quindi parliamo di un soggetto noto. La Questura ha anche diramato la foto che vedete, e quindi si tratta di una della fine di un incubo per la città di Treviso, dove appunto questo 27enne aveva gettato nel panico la Caritas. Poi sapete, sono stati presi anche dei provvedimenti da parte della Caritas diocesana, che per una settimana ha chiuso il servizio, poi lo ha riaperto solo take away, una decisione di fatto senza precedenti. C'era il terrore di questo soggetto, perché appunto aveva mostrato più volte una indole pericolosa. Questa fa riferimento nella nota anche la Questura di Treviso. L'espulsione di oggi, dice il Questore di Treviso Alessandra Simone, si inserisce nell'impegno costante della Polizia di Stato per allontanare dall'Italia cittadini pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica a tutela dei cittadini. Non possiamo più tollerare la permanenza in Italia, dice il Questore Alessandra Simone, di stranieri che si rendono responsabili di fatti così gravi che mettono in pericolo la sicurezza della collettività e destano forte allarme sociale. Così dunque dalla Questura di Treviso. Chiaramente nei nostri telegiornali questa sera torneremo con tutti i dettagli e con le reazioni che sicuramente non si faranno attendere anche dal punto di vista politico nel corso del pomeriggio. Ci fermiamo per 30 secondi, poi rientriamo. Di nuovo in diretta Focus TG, c'è un'ultima ora, la possiamo vedere dal Gazzettino.it, dall'home page. Mario Bonavia, l'ex segretario provinciale di Azione a Pordenone, fermato in Russia, trattenuto e interrogato per 12 ore. Così dunque Mario Bonavia, è un caso quindi che rischia di diventare diplomatico. Poi il Gazzettino continua a puntare a raccontare quanto successo ad Asolo in via Castellana, ve lo abbiamo raccontato noi per primi, questa rapina, i danni di fratello e sorella. I banditi armati di coltelli e pistola parlavano in dialetto, così ci ha confermato anche il nostro Mirko Cavallin, che era collegato proprio davanti l'abitazione dei fratelli Furlanetto. E poi c'è il caso Treviso, le immagini dal carcere, i video di balli e burle, autori 2 imputati dell'omicidio Francesco Favaretto. Ci sono sviluppi e colpi di scena continui in questo caso. Vi abbiamo per l'appunto raccontato come il video sia finito inevitabilmente dritto in procura e come
il Ministero della Giustizia intenda avviare un'indagine, ma lo avete sentito anche dalle parole di Alberto Balboni, che abbiamo contattato. Alberto Balboni, che è sottosegretario alla Giustizia con delega alle carceri, come il problema dei cellulari all'interno degli istituti di pena sia un problema generale e come si stia studiando l'ipotesi di schermare le carceri, gli istituti penitenziari. Insomma, tanti fatti. Poi ci sono anche gli aggiornamenti, gli sviluppi che vi abbiamo dato con Francesco Pezzella da Udine sulla tragedia del Natisone, i 3 ragazzi morti e il terrore in aula con quei 41 minuti di ritardo, questa è l'impostazione dell'accusa, che avrebbero fatto la differenza nel dramma. La cronaca, come vedete, è tanta, i fatti sono tanti. Ritorniamo nel Bassanese perché è arrivata a sentenza una vicenda che ha coinvolto diverse persone e diverse concessionarie, la cosiddetta truffa delle auto fantasma. Si chiude con condanne per complessivi 29 anni di carcere inflitti dal Tribunale di Vicenza a 4 bassanesi e un trevigiano, una delle più importanti inchieste venete sulle truffe nella compravendita di automobili di alta gamma tramite la concessionaria fantasma AutoQ di Alte di Montecchio Maggiore. Gli imputati avevano venduto le stesse auto decine di volte a ignari acquirenti che versavano le caparre e poi venivano beffati. La pena più elevata è stata comminata a Paolo Stevan, 52 anni, di Pove del Grappa, considerato dagli investigatori il promotore e la mente dell'organizzazione, condannato a 14 anni di carcere. Condannati anche a 6 anni di reclusione Johnny Pizzolato, 54 anni, di Vedeleago, a 3 anni e 1 mese di carcere Carlo Alberto Scudiero, 38 anni, ed Emanuele Gobbo, di 51, entrambi di Bassano del Grappa. A 2 anni e 10 mesi di carcere anche Dina Bujor, moldava quarantenne, compagna all'epoca dei fatti di Stevan. L'inchiesta della Guardia di Finanza di Bassano del Grappa era partita nel 2018 e aveva portato nel dicembre del 2021 all'esecuzione delle misure cautelari in carcere a carico di Stevan e ai domiciliari per Pizzolato, oltre al sequestro preventivo di beni per oltre 2 milioni. Secondo l'accusa, attraverso la AutoQ, indicata come una concessionaria fittizia operante tra il vicentino, il bassanese e il trevigiano, erano stati raccolti soldi e caparre da decine di clienti interessati all'acquisto di vetture prestigiose, Mercedes, Audi, BMW e Range Rover. In numerosi casi gli acquirenti avevano versato addirittura l'intero importo, senza mai ricevere l'automobile. Le parti offese erano 57, assistite tra gli altri dagli avvocati Cesare Dalmaso e Silvia De Biasi. Con la sentenza il Tribunale di Vicenza ha disposto a carico di Stevan anche la confisca per oltre 2 milioni di euro. Sempre Edoardo Paris e Alessandro Granziera in regia, con i quali adesso andiamo a Spresiano per gli effetti di un atto vandalico che fa discutere, ma non ci sono solo parole, anche fatti, perché il Comune ha denunciato questi vandali che potrebbero avere le ore contate, perché si sta setacciando la videosorveglianza. Rimane così per ora il gioco, inaccessibile ai bambini perché un gruppo di ragazzini ha deciso di bruciarlo, ma dopo la rabbia dell'amministrazione comunale ora è scattata anche la denuncia ai carabinieri. I vandali sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Il sindaco Marco Della Pietra aveva già spiegato che sarebbero stati chiamati uno ad uno con le famiglie e che i danni li avrebbero pagati loro. Ma ora la vicenda per i vandali si complica ancor più.
Il Comune, a mezzo della polizia locale, ha acquisito tutte le immagini delle telecamere, ne vediamo qua dietro dall'altro lato, e quindi sono state fornite completamente ai carabinieri e quindi procederemo anche a fare una formale denuncia a nome del sindaco. È una situazione questa che va avanti da diverso tempo, sono ragazzi minorenni e anche maggiorenni, residenti nel nostro comune ma anche da qualche comune fuori, e hanno pensato bene di arrivare al culmine danneggiando in modo irreparabile questa giostra. La giostra, per poter tornare fruibile dai più piccoli, dovrà essere sistemata. Adesso provvederemo, abbiamo già contattato la ditta che l'anno scorso ci ha fatto la manutenzione totale dei giochi per il ripristino, la messa in sicurezza, e quindi speriamo che poi queste situazioni non debbano più accadere, perché vanno a discapito dei nostri bambini che vengono qua a giocare e dell'intera comunità, perché abbiamo speso circa 135.000 euro l'anno scorso per implementazione di giochi nuovi e la manutenzione totale di quelli esistenti. I vandali, giovanissimi, quasi tutte le sere raggiungono i parchetti di Spresiano e a volte, forse per noia, danneggiano o sporcano beni della comunità. Non solo, ma ci spiega Mestriner, addirittura fanno in modo di spegnere il lampione così da rimanere al buio e non essere visti. Ci metteremo in contatto con le famiglie di questi ragazzi. Cercheremo di coinvolgere anche loro, perché è anche colpa loro se succedono queste situazioni, e potrebbe essere di farle fare durante il periodo estivo dei lavori socialmente utili per la comunità, vale a dire venire qua al parco, pulire il parco, raccogliere le carte o fare piccoli lavori che possono accrescere anche in loro un senso di responsabilità. Vi mostro questa immagine che ci porta a Caerano San Marco, immagine diffusa dai vigili del fuoco, un incidente questa mattina alle 10:15 con i pompieri che sono intervenuti in via Piave nel comune di Caerano San Marco, appunto a seguito di un incidente stradale con conseguente incendio di una delle due auto coinvolte. La vedete, la squadra dei vigili del fuoco di Castelfranco ha provveduto a estinguere l'incendio mettendo in sicurezza lo scenario. L'auto è completamente distrutta, carbonizzata, non si riesce a distinguere. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, l'area è stata messa in sicurezza grazie anche all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Sul posto è giunta anche la polizia locale. 30 secondi di pubblicità per noi, poi rientriamo. Di nuovo in diretta Focus TG, la cronaca sindacale ci porta all'Electrolux di Susegana, dove tra l'altro fra pochi minuti è previsto un nuovo incontro tra i lavoratori e stavolta una delegazione del Partito Democratico. Lo vedete nelle immagini, il consigliere regionale Paolo Galeano, che è primo firmatario del documento sottoscritto dall'intero gruppo Dem, che porta in Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini la crisi Electrolux. Si tratta di una mozione il cui obiettivo è ottenere dall'azienda la sospensione delle procedure di licenziamento e l'avvio di un confronto per individuare soluzioni in grado di garantire un futuro allo stabilimento e chiudere positivamente questa vertenza che è nata all'improvviso, un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha scioccato anche la politica, non solo i lavoratori e i sindacati. Il documento Dem chiede inoltre alla Giunta regionale di sollecitare il governo affinché venga convocato un tavolo istituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato alla situazione dello stabilimento di Susegana, quindi un tavolo ad hoc per Susegana, ma come sapete quello di Electrolux è un fil rouge di crisi che si dipana sul territorio, così a Susegana, ma c'è poi anche Porcia, dove nelle scorse ore si è recato in visita, adesso lo vedrete, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Federica.
Non possiamo pensare che la proprietà decide licenzio il 40% delle persone, arrivederci, grazie. Noi metteremo in campo tutte le norme che esistono a livello nazionale, perché purtroppo a livello regionale la regione non ha competenze, ma per ovviamente rallentare e andare a bloccare se la proprietà non cambierà indirizzo, non diventa collaborativa con le istituzioni. Sale l'attesa in vista del secondo tavolo a Roma, fissato per il 15 giugno, dove istituzioni e sindacati torneranno a confrontarsi con Electrolux sul piano industriale. Non possiamo pensare che le nostre produzioni siano totalmente sostituite, perché prima erano pezzi di filiera produttiva, adesso produzioni totalmente sostituite da altri paesi terzi esterni all'Europa, perché così vuol dire semplicemente andare ad ammazzare il tessuto produttivo italiano. La Regione Friuli Venezia Giulia si presenta con una linea condivisa insieme al governo, alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori. Il presidente Massimiliano Fedriga, in visita a Pordenone, ha spiegato che potranno essere valutate misure ostative, cioè strumenti per ostacolare o limitare il piano, nel caso in cui l'azienda non modifichi la proposta escludendo esuberi. In Italia, infatti, sono oltre 1.700 i posti di lavoro coinvolti, di cui più di 250 Porcia, con una riduzione delle linee produttive. Noi dobbiamo pensare che Porcia può diventare veramente il primo caso europeo della crisi dell'industria europea a cui dobbiamo dare delle risposte. Nel corso della giornata Fedriga ha incontrato sindacati e lavoratori nella sede della Regione, in vista del confronto da cui dipenderanno i prossimi sviluppi per i lavoratori. Il Presidente ha accolto la nostra richiesta di schierarsi senza se e senza ma per il ritiro di questo piano, di Electrolux, che è un piano evidentemente di dismissione. Confidiamo nell'appoggio del Presidente per far cambiare idea alla multinazionale. E anche la disponibilità dichiarata dal Presidente di attivare meccanismi anche coercitivi con una grande multinazionale in qualche modo ci fa sentire le spalle un po' più coperte. Andremo avanti perché far cambiare idea a una multinazionale che cerca interessi oltreoceano oppure ad est con la Cina è complicato. Il punto è che i licenziamenti sono solo la fine del problema, l'inizio è che Electrolux, dopo aver preso finanziamenti pubblici e finanziamenti da questa regione, porta via metà dei prodotti e li porta in Thailandia e fuori dall'Europa. Questo non potrà mai essere accettato. Insomma, la politica è mobilitata per Electrolux, non potrebbe essere altrimenti. Nei giorni scorsi ai cancelli dello stabilimento di Susegana c'era anche il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, che si è recato a incontrare i lavoratori, le RSU, i sindacati, accanto all'assessore allo sviluppo economico Massimo Bitonci, ma i fronti sono tanti, ce n'è uno in particolare che è aperto ormai da quasi 10 anni, quello dell'autonomia. Ieri mattina in Commissione Affari Costituzionali a Roma il governatore della regione ha parlato di autonomia, è tornato sui cavalli di battaglia che erano anche del suo predecessore. Ha detto Stefani: non spacchiamo l'Italia ma facciamo l'interesse dei territori. Stefani si è concentrato in particolare sulle materie non LEP. È un tema chiaramente istituzionale quello dell'autonomia, ma è anche e soprattutto politico. La Lega chiaramente cerca di metterci il cappello, Lega però che continua a perdere i pezzi. L'ultimo addio è quello del deputato vicentino Eric Pretto. Facciamo il punto. E con l'autonomia noi non togliamo un euro a nessuno, chiediamo semplicemente di assumerci delle responsabilità in più, di poter rispondere al nostro territorio in prima persona, di farlo rischiando anche del nostro, ma io credo che chi fa amministrazione pubblica, chi sceglie di fare amministrazione pubblica debba essere disposto a rischiare di più. Ripete spesso il termine responsabilità Alberto Stefani nel corso dell'audizione a Roma sul disegno di legge per l'autonomia differenziata, un passaggio atteso davanti alle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato riunite in forma congiunta. Sul tavolo in particolare le materie non coperte dai LEP, ovvero protezione civile, professioni, previdenza integrativa e coordinamento della finanza pubblica in materia di tutela della salute. Aumentare gli stipendi per il personale sanitario? Sì, lo riteniamo necessario. Garantire una maggiore previdenza per i nostri lavoratori? Sì, lo riteniamo necessario. Dare la possibilità a un presidente di regione di assumersi delle responsabilità
per quanto riguarda le calamità naturali. Sì, lo riteniamo necessario, così come riteniamo fondamentale che la Regione possa includere i fondi sanitari integrativi nella spesa regionale e possa gestire i risparmi per quanto riguarda la spesa sanitaria nei confronti dei propri cittadini. Di fronte ai rilievi dei commissari, Stefani ritorna sul referendum del 2017 e su un concetto per lui fondante. Non credo che dire che questa riforma spacchi l'Italia sia la soluzione. Io credo che la soluzione sia piuttosto il contrario. Autonomia che resta a cavallo di battaglia della Lega che però perde i pezzi. Nelle ultime ore l'addio del deputato vicentino Eric Pretto in odore di provvedimento disciplinare, meschino e irricevibile, dice lui, parlando di una Lega rimasta senza linea politica. Avete sentito parlare di sanità, il presidente della regione Alberto Stefani. Uno dei temi principali che riguarda la sanità veneta è la realizzazione del nuovo ospedale di Padova Est. C'è un appello preciso del sindaco di Padova Giordani alla regione e all'università. Chiede di fatto chiarezza Giordani. Io non ho capito uno ospedale di terzo livello fatto allo Stato, modificato, non ho capito. Per quello con la relatrice Samuel Ampelli abbiamo chiesto un incontro con Alberto Stefani, che sarà a breve. Il sindaco di Padova vuole chiarezza dopo le notizie apparse sul possibile cambiamento del progetto del nuovo ospedale di Padova Est, ventilato dall'assessore regionale alla sanità Gino Gerosa. Il primo cittadino chiede alla regione delucidazioni. L'obiettivo: condividere le tappe di un lungo percorso iniziato più di 20 anni fa. Anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha annunciato la volontà di organizzare un tavolo insieme alla regione, comune e università per valorizzare anche gli altri due plessi, quello dell'ospedale Giustinianeo e quello del Sant'Antonio. Il primo cittadino di Padova si dice sempre pronto al dialogo costruttivo, purché ci siano tempi certi e le garanzie definite in passato. L'ospedale deve essere fatto, è una cosa importantissima per i cittadini, assolutamente per la sanità padovana. E quando parlo dell'ospedale non parlo solo del nuovo Padova Est, parlo anche di Giustinianeo, sia chiaro, deve essere fatto tutto quanto insieme. L'unica cosa a suo tempo non è stata definita, e nessuno l'ha definita, almeno io non lo conosco, è stato Sant'Antonio. Non è stato mai definito cosa, ma tutto il resto è stato definito. Il comune ha fatto investimenti importanti nell'area est, a partire dalla nuova linea del tram e dalla viabilità dell'Arco di Giano. Il nuovo ospedale sarà realizzato nell'area individuata a Padova Est come previsto dal cronoprogramma, dalle intese preliminari e dai progetti, ha assicurato Stefani, ma senza preclusioni sull'eventuale aggiornamento di alcuni particolari dell'opera alle esigenze dell'utenza, degli operatori sanitari e dei ricercatori, all'unico scopo di renderlo pienamente un riferimento nazionale. L'esperienza del Covid, l'avvento dell'intelligenza artificiale e l'aumento dell'età media devono essere aspetti da considerare perché impattano sul sistema sanitario, sostiene il presidente. Un nodo cruciale resta il reperimento delle risorse. Anche qui il sindaco vuole rassicurazioni. C'è collaborazione al massimo. È stato firmato un accordo di programma come comune, provincia, università, azienda sanitaria, per cui, in cui sono le cose abbastanza chiare. Noi come comune abbiamo dato, se non sbaglio, 500-600 mila metri quadrati di terreno gratuitamente. Noi in termini tecnici hanno fatto molte cose con l'università sotto l'aspetto tecnico, per cui capire cosa è successo, cosa è cambiato. Poi se non si è cambiato niente, che c'è male, c'è stato qualche fraintendimento, cioè nessuna polemica assolutamente. L'ospedale è una cosa molto importante. Finisco con un aggiornamento di cronaca, una nota che arriva adesso dai Carabinieri di Treviso. Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della compagnia di Castelfranco, Veneto, hanno arrestato una 22enne rumena in Italia senza fissa dimora con precedenti specifici per un furto abbastanza eclatante consumato all'interno del supermercato Cadoro di via Circonvallazione Ovest. La donna, dopo aver riposto nel carrello, pensate, oltre 200 cosmetici di varie marche, ha provato a uscire dall'esercizio
grazie a un complice che le ha aperto la porta dall'esterno. Il tutto però è stato notato dal personale di servizio, che è riuscito a fermare la donna mettendo in fuga il complice. Quindi, lo ripeto, un carrello con dentro oltre 200 cosmetici di varie marche. Dopo una notte in camera di sicurezza, l'arrestata comparirà questo pomeriggio davanti al giudice di Treviso per l'udienza di convalida e il rito direttissimo. La refurtiva è stata recuperata e restituita al supermercato Cadoro. È tutto per questo Focus TG, grazie davvero per l'attenzione, grazie a Edoardo Paris e Alessandro Granziera per la regia. Buon proseguimento su Rete Veneta.